Ciao amici, carissimi, bentornati. Questo è il 35esimo episodio e ci eravamo lasciati e verso la fine di questa guerra si spera. Ci manca semplicemente l'occupazione di queste province spagnole e portoghesi della provincia ilica e poi saremo in grado di dichiarare la pace, naturalmente dopo aver requisito le colonie rimanenti. Già. E speriamo che questo succeda il prima possibile, in modo da poter integrare il tutto. Ci aspetterà un'epoca davvero difficile, ma tra 4 anni, se tutto va bene, saremo in grado, nel 72, di unificare l'Italia. Quindi potrebbe essere una grande epoca di cambiamenti e appunto cercheremo di stipulare queste paci il prima possibile. Dobbiamo anche fronteggiare però due atroci ribellioni. Per farlo pensavo di mandare queste navi, che però toglierei da Lica, però è necessario. È assolutamente necessario. Intanto mandiamo, sai cosa faccio? Metà di queste navi a sostituire le precedenti, perché altrimenti non sarebbe possibile, ehm, cioè non sarebbe possibile soccorrere in tempo le nostre province che hanno bisogno di soccorso appunto dai ribelli. E una cosa, se si preme Shift, non ve l'ho mai detto neanche al tutorial, magari farò un episodio che spiego anche queste cose che ho scoperto più recentemente. E premendo Shift si possono selezionare diverse destinazioni, ad esempio gli posso dire di andare a Brescia, poi a Verona, poi in Lombardia, no, come esempio, no? In questo caso dico di continuare verso Brescia, ma poi di andare a Parma perché dobbiamo appunto raccogliere l'esercito. Allora, vedo che i nostri vassalli marocchini non se la cavano benissimo. Comunque la guerra ormai dovrebbe essere vinta, non ci dovrebbero essere ulteriori problemi, credo. Qui basta che se ne stiano buoni quelli del Commonwealth e non facciano cavolate. E invece qui dobbiamo solo guardarci dall'esercito inglese e non credo ci sia necessità di ingaggiare altre battaglie. Dai, comunque partiamo. Partiamo. Cambiamento di forma costituzionale. Va bene. Non so se dovrei temere. Secondo voi questi escono? Saranno così folli? Forse sì, però qui intanto continuano a scoppiare ribellioni, ma noi abbiamo liberato Atene. Ottimo, bravissimi. Andatevene qua. Se qui rompessimo le mura, potremmo persino tentare di fare... ok. Di fare un assalto, se riuscissimo a far questo alle mura. Questo da dove veniva che non ho visto? Dal Kazan. Ah, gli abbiamo chiesto l'accesso militare, giusto? E potremmo anche annullarlo a sto punto. Ecco, qui diamo un leader, non si sa mai. Al massimo possiamo sempre toglierlo. I nostri leader sono tre, giusto? Sì. Vabbè, questo la flotta sta ancora esplorando regioni. Ecco, fra poco arriverà tra l'altro. Questo si trova qua, giustamente. Ok, e l'altro è libero, possiamo dire. Questo quando è che arriva? 19 pure lui. Allora, prima di tutto, questo ha scoperto le isole Trinidad. Trinidad, non so. Però non ci sono. Isole Trinidad. Mm. Più che altro penso che dovremo fare un ritorno a casa prima che affondino tutte le navi.
Qui forse potremmo anche andare diretti in Lazio. Ecco, qui abbiamo fatto nuove scoperte. Speriamo di non essere attaccati. Per fortuna ho segnato un leader, attenzione. Siamo sotto l'attacco dei russi. Senza che ce ne fossimo accorti. Non abbiamo come mai? Non abbiamo un buon morale. Non si sa perché. Però io spero di poter battere i russi solo perché la prima fila loro non è tanto numerosa. Infatti stanno... ma questi arrivano di nuovo. Arrivano il 12 novembre però. Già la nostra sovraestensione è alta, quindi c'è da aspettarsi eventi negativi di ogni tipo. Ok. Però intanto cerchiamo di capire. Voi andate qua e fate veloce. L'altra flotta è qua. Ok, arriveranno anche loro. Grandissimi spagnoli. Ci stanno facendo fuori i loro stessi contadini. Bravi, bravi. Così va benissimo. Allora, vediamo se ci vota ancora qualcuno. Sì, i nostri vassalli votano sempre noi. Mi piaceva l'idea, un po' difficile da realizzare, di vassalizzare la colonia, ecco, senza la colonia pacificamente. Perché dopo la guerra accetterebbero l'alleanza, accetterebbero anche matrimonio reale, già. Sarebbe curiosa come cosa, perché ho notato che Colonia accetterebbe la vassalizzazione, cioè se io gli dico, dov'è? Sono nelle relazioni di... no, influenza, equazione di influenza, accetterebbe, come vedete, nonostante il fatto che è un elettore che riduce molto la possibilità, accetterebbero di essere nostri vassalli. L'unica cosa è che servirebbe avere 190 relazioni. Piccolo problema. Possiamo migliorarle di 50 con l'alleanza, di 25 con il matrimonio reale, altri 25 mandandogli i doni. Carissimo Valaram, o Valaram, non so. Se vuoi ricevere un po' di soldi per cedere il tuo dominio, non ci dispiacerebbe. Vabbè, poi appunto potremmo fare anche la garanzia e dargli l'accesso militare. E fanno 120, però arriviamo a 140 e poi rimaniamo a bocca asciutta. Questo è un piccolo problema. Ma che fare? Potremmo aspettare che che l'aggressione espansiva si riduca di 50, giusto? E ci impiegherebbe una dozzina d'anni. Bah, potrebbe anche funzionare. Però ci penseremo più avanti. Intanto stiamo qua. Questi chi sono? Morite! Golfo di Panama abbiamo scoperto, va bene. Abbiamo colonizzato questo. Ottimo. Abbiamo guadagnato colonialismo contro il nostro stato, non ho capito perché. Va bene, ma non ci interessa. Ci interessa molto di più. Non mi ricordo cosa, qualcosa. No, scherzo. Per fortuna sono arrivati gli spagnoli qua. Nuovo governatore, ci hanno chiesto di mandare un rimpiazzo. Ma io riflettevo davvero sui nostri stati coloniali, ma fanno davvero schifo. Cioè io speravo che facessero qualche colonizzazione anche loro, no? Per non dover far tutto io, niente. Non ho mai fatto niente, nonostante mandi sempre dei diplomatici che possono prendere appunto le idee di... Mando i diplomatici perché so che potrebbero prendere le idee coloniali, ma vedo... Si divertono più a prendere quelle di commercio proprio per farci concorrenza nel commercio, mentre quelle coloniali, beh, una l'hanno presa però, dovrebbero poterle usare, ma se ne fregano perché tanto facciamo tutto noi. Questi non hanno neanche prestigio. E comunque fanno tutto anziché quello che devono, in più fanno pure schifo
militarmente perché sono tutti a livello 12-13, già bello se sono 13, come vedete. E non ci la... cioè... cedendo a loro le province come è obbligatorio. Perdiamo i casus belli contro i nemici. Cioè, non abbiamo insomma nessun effetto benefico da questi stati coloniali. Tranne vabbè un po' di soldi, a dire la verità, pagateci almeno. Dovremmo aumentare le tasse contro di loro, si imparano. Comunque, vabbè, gli mandiamo un candidato militare, almeno speriamo che imparino a fare qualcosa di militare. Io speravo anche che cambiassero cultura, religione a quelli che si ribellano sempre, no? Tipo, vediamo, qui avranno cambiato un po' di cultura, no? Sì? Tutte lombarde? Ah, questo l'avete fatto? Non siete così stupidi? Ah, ma allora qualche capacità ce l'avete. Io mandavo i diplomatici anche proprio per fargli cambiare cultura alle province non conformi e vedo che adesso tutti hanno cultura American. Qui ci deve essere stato qualche evento negativo. Tranne questa, comunque tutti hanno cambiato cultura. Beh, almeno qualcosa di buono lo fanno, eh. Allora magari continuerò a mandare diplomatici. Però non so, questa volta dai, ho mandato non un diplomatico, ma un militare. Speriamo che sia in grado un po' di riformare il loro esercito così mal ridotto. Dai, un bel colpo di forza. No, proprio no. Adesso arrivano pure i rinforzi. Chi vincerà? Buona domanda. Cavoli, per fortuna non pensavo servisse proprio, però per fortuna ho mandato il leader. Qui intanto siamo arrivati. Allora, chi mandiamo a far fuori i ribelli? Non il fior fiore della nostra gioventù. Grazie. No. Neanche questi cavalieri da 4 soldi. Magari neanche i più sbandati di questi. Direi che un esercito così composto possa essere buono. Allora, vediamo un po'. Andate! Speriamo di non incontrare flotte inglesi. Magari se questi riuscissero a unirsi agli altri non sarebbe male. Qui comunque stanno vincendo i contadini. Qui tutto bene. Ok, dovremmo farcela questa volta contro i ribelli. Intanto la musica, ho aumentato un po' il volume come avrete visto perché ho notato che era troppo basso. Qui stiamo passando senza problemi. E... ok, l'autunno va benissimo. E ho anche riaggiunto Monteverdi, sì. E vediamo se sentirete quella musica speciale che avevo aggiunto e non mi pare sia stata ancora eseguita finora. Ok. No! Aie. Qui rischiamo la morte. Purtroppo non abbiamo navi in grado di raggiungere. Accidenti. Queste rivolte non ci volevano proprio. Qui potremmo anche andare, no. Lasciamo perdere questi. Allora, abbiamo anche un altro di questi libero, Però. Allora, andiamo a Würzburg, no? O in Bavaria? Ma sì, in Bavaria. No, però vedo che non rispetta tanto i nostri ordini. Ogni tanto non esegue quelli della stagione giusta. Perché? Non si sa. Però è un dato di fatto. Boh. Davvero strano questo. Avendo dichiarato pace a Firenze non soffriamo più di quel continuo aumento di esaurimenti di guerra, però dobbiamo rappacificarci il prima possibile anche con gli altri, direi. Purtroppo qui non arriviamo abbastanza in tempo. Tangeri è sotto assedio.
Appunto non abbiamo più un cardinale. Però ce l'abbiamo fatta a riprendercelo prontamente. Accidentaccio, quando è che finite sto assedio? Forza, un bella mancanza d'acqua. Avignone è entrato in coalizione contro noi. Mancanza d'acqua, mancanza d'acqua. E qui abbiamo giustamente, più o meno giustamente, perso un bel esercito. Accidentaccio. Non so cosa c'è stato, ma non di sicuro carenza d'acqua. Abbiamo perso pure in Russia. Cavoli, questi vanno fino in Serbia adesso. Ah! Vabbè, qui uccidete gli spagnoli. Qui non ci voleva una seconda rivolta, accidenti. Le rivolte si fanno già sentire in Lazio, mio Dio. Come faccio adesso io in Lazio? Qui non c'è neanche un leader. Ok, siamo fregati. Fate così. Ecco, bravo. Questo era quello che volevo fare. Non abbiamo più il leader qua. Mio Dio, mi tocca spendere altri soldi. Ma non abbiamo alternativa. Resistete in Lazio, vi prego. Salisburgo è contro di noi? Sì, non possiamo muovere troppa gente qua. No, non intendevo di dividerlo in questo modo, dividilo davvero a metà. Vabbè. Va bene, va bene. Qui non abbiamo sfondato ancora le porte. La situazione... Mio Dio, qui che cavolo di flotta è sta qua? Che ci attacca. Qui stiamo rischiando parecchio, parecchio. No, non andate a Valencia voi. Ok, voi andate in soccorso, ragazzi. Qui anche la nostra supremazia navale è minata. Allora, ci servirebbe assegnare il leader, ma come? Sarebbe molto bello. E basta, non possiamo farlo. Allora, quindi qui il 16 siamo rovinati se tutto va come pensano i nostri nemici e come penso pure io. Oh mamma, non è ancora finita insomma la guerra. Siamo nei guai più clamorosi. Allora, qui assegniamo il leader e andiamo subito ad aiutare, ma non arriveremo mai in tempo. Anche questi sono troppo lenti. Qui capite che è una battaglia gravissima. Perché ogni nave che perdiamo 1000 uomini anche. E questi hanno 7 navi pesanti, ma siamo fuori. Ci affonderanno come a picco proprio. Allora, come niente. Già questa nave sta per affondare. Scappate! Ok, non stiamo partendo bene. Però almeno i patrioti umbri si stanno piegando alle nostre armi. Oh mamma mia. Abbiamo già perso una nave. Due navi, la nave pesante è persa. Questi non arriveranno mai in tempo. Per fortuna non stiamo avendo... Per fortuna non stiamo avendo sfortuna. Ma qui se andiamo avanti così perdiamo tutto altro che la fortuna. Vi prego, no, un'altra nave persa. Era un rischio mandare tutte queste navi. Lo sapevamo. Non arriveranno mai proprio, siamo riusciti a scappare. Per fortuna abbiamo perso solo due navi da trasporto. Mio Dio.
Voi tornate a commerciare, no, a commerciare. Anzi, prima andate a Ippona, no? Che vi tolgo il leader. E dov'è che sbarca? A Ceuta, va bene. Tutto a posto. Per finta, però a posto. Dai, calma. Allora, qui adesso, dopo che si riparano un attimo. Allora, dovremmo far pace, giusto? Ma qui non procede l'assedio, non si può far pace così. No, però non ha senso tutto questo. Boh, voi andate di nuovo con Pordenone qua. No, non so cosa fare, insomma. Per fortuna qui è finito il sentimento ribelle che animava queste province, però qui abbiamo perso già migliaia di uomini ancora, no? Vediamo di far fuori quelli di Melilla. Mio Dio. Che situazione del cavolo. Mm. Perché a Magonza stiamo migliorando ancora le relazioni? Non si sa. Vabbè. Questo mandiamolo in Francia, non so più dove mandarli. Comunque abbiamo notato quanto è indispensabile la nostra alleanza con la... Mio Dio, pure la Calabria con la Francia, dicevo. Voi quando è che arrivate? Dai un bel turno, voglio un bel turno. Ci abbiamo un 14% di fare mancanza d'acqua, giusto? Oh, qualcosa abbiamo vinto in Lazio. Vanno in Abruzzo. Mercante assassinato. Beh, niente di grave. Questo lascia Ragusa. Però prima voglio vedere quello che succede qua. Ah, propongo la pace, eh. Annullare i trattati, no, no. Non avete capito, ragazzi? Ah, non li abbiamo distrutti sul colpo, attenzione. Però li distruggiamo adesso, eh. Col leader ce la faremo. Spero. È una vana speranza, però spero. Qui non abbiamo più nemmeno il leader. Questi stanno scappando a 30 anni. Mio Dio! Qui altri ribelli. Insomma, non avremo mai pace. Dai, forza, forza! Ma proprio... Questi ribelli non si arrendono mai. Che non... Oh, arresi. Bravi, arrendetevi. C'è ovunque rischio di rivolta, una cosa terribile. Gli altri ce ne freghiamo altamente perché non possiamo occuparci di tutte queste ribellioni. Spero se riusciamo a formare l'Italia si risolveranno da soli. Se non ci riusciamo, al limite accetteremo le loro domande. A costo di prestigio, sì, diamo l'accesso militare a tutti questi stati assurdi che lo richiedono. Sono in guerra con gli ottomani, ditemi di no. No. Con chi siete in guerra? Crimea? No, con questi sono in guerra. Mio Dio, gli ottomani sono espansi in maniera terribile. Noi abbiamo lasciato fare per un attimo, guardate che situazione. Ci siamo dovuti concentrare troppo sui nostri rivali più occidentali, ma anche loro non scherzano. Perché ci siamo fermati qua?
Lasciamo 1000 uomini. Questi cavoli hanno già occupato. Vabbè, non è grave, però non devono occupare anche questo, eh. Appunto. Allora, il mercante assassinato, vabbè, abbiamo capito. Rimandiamo la Ragusa appena è possibile. Poi qui vorrei... Accidenta loro. Oh mio Dio. Qui mi sono dimenticato di queste navi, giustamente. Infatti sono in perdita pazzesca di... Allora, andate a... Dov'è che si chiama? Ragusa, dov'è? Ragusa, Ragusa, ecco. Voi dove volete sbarcare? A Casablanca? Simpatici. Quando è che sbarcate? Il 9 marzo. Vi farò vedere io entro il 9 marzo come... ma secondo voi ce la faccio a fargliela vedere io il 9 marzo? O mi affondano tutta la flotta a picco? Ma dovrei farcela, eh. Forse. Però delle... non ho caracche moderne qua. Devo rinnovare la flotta, accidenti. Voi che cavoli fate ancora qua? Aiutatemi pure voi, no? Facciamo così. Vien qua. Adesso gliela facciamo vedere a sti spagnoli. Va bene, continuiamo con i diplomatici. Ok, abbiamo attaccato i ribelli. Ottima notizia. Il mercante è tornato. E lo rimandiamo a Ragusa. Trasferire commercio. Bene, arriva... No, non arriva in tempo per un giorno, accidenti. Per la fine del mese non arriva in tempo, volevo dire, no? Qui c'è qualcuno che ci vuole fregare. Molta gente è malintenzionata. Voi non fatecela, semplicemente, per favore. Siete pregati di fallire. Fantastico, dai. Continuiamo, arrivate il 4 marzo, Voi arrivereste. Voi arrivate il 9, abbiamo detto. Voi il 13, un po' in ritardo, Allora, noi allora aspettiamo un attimo. Il 6. Il 7. Non arriverete così però. Almeria è sotto attacco. Ah, sì. Appunto. Questi vogliono sbarcare in tempo. Ah, qui siamo pure sotto attacco. Ok, ci hanno impedito l'attacco, però niente di grave, dai. Al massimo faremo fuori anche il loro esercito. Ok, qui abbiamo vinto. E qui stiamo vincendo comunque. Questi vanno contro i ribelli, ottimo. E questo è un po' meno ottimo. Qui ci stanno sbarcando pure degli inglesi. Beh, niente di grave, a dire la verità. Ok, qui abbiamo finalmente questo. Questi quanto cavoli ci impiegano? E qui dovremmo mandare il prima possibile il nostro colono in sostituzione. Allora, non mi sento al sicuro. Lasciamo che siano loro qua ad attaccare. Qui se ne stanno fermi. Allora forse arriverà anche il nostro lontanissimo
No, non arriverà mai quello. È finito il successo al commercio. Questa non è una buona notizia. Stiamo perdendo un sacco di soldi non avendo più nessuno a commerciare. No, non è stata una buona idea. Eccellenti viceré. Ah, bene. Parma è sotto assedio. Ecco, qui abbiamo fatto fuori questa flotta di bacucchi. Allora, questi se ne stanno qua? Beh, noi aspettiamo. Inizia sotto assedio. Qui potremmo quasi cercare. Vabbè, lasciamo un Pordenone qua, dai. Allora, qui però non lasciamo invece. Ecco. Per fortuna me ne sono accorto. Ce la facciamo a fuggire, dai. Fuggiamo. Bravi, avete capito. Ecco perché invece questo non ci ho pensato un attimo prima. Ok, abbiamo ingaggiato i nemici a Fez. Qui non so se vinceremo. Lo spero. Lo spero fortemente. Speriamo anche di far fuori qualche spagnolo. Beh sì, vinciamo direi. Con un po' di perdite ma vinciamo. Già, un po' di perdite. Vabbè, giusto, magari le navi più vecchie, le più scassate si distruggono. Ah, bravi i ribelli, grazie mille. Allora, a Fez abbiamo fatto fuori i ribelli che stavano rovinando la festa ai marocchini. Adesso facciamo fuori pure gli spagnoli. Ecco, questo invece non ci voleva. Che brutto tempo. Un tempo aspro. Cavoli, ma finiamo. Non riusciamo. Aie. Aie. Beh, giustamente eventi positivi e negativi. Wow. Si susseguono. Allora, quindi abbiamo perso un cardinale. Abbiamo solo un cardinale. Ma siamo davvero sfortunati, cavoli. Avevamo 4 cardinali su 5. L'ultimo se l'ha preso la Francia. E abbiamo perso il potere sulla Curia. Ma pensa. Che sfortuna. Vabbè, ma adesso sono sicuro che ce la faremo a riprendercelo sto potere. Allora, comunque è giunto il tempo forse di far pace. Forse, E accetterebbero, grandissimi. Potrei anche chiedergli un po' di soldi? Ok. Lica, Benda Oriental, Uruguay. Giusto? Questi però cosa sono che non mi ricordo? Ecco, quello lo dobbiamo distruggere e questa lo dobbiamo integrare, giusto? E basta. Beh, questi sono tutti trattati un po' difficili da... Non ci interessano in questa pace così delicata. Ecco, mi sono dimenticato di questo, che dobbiamo distruggere a sua volta. Comunque qui hanno lo 0% di possibilità di aver successo. Insomma, finiamo la battaglia navale. Stiamo attenti. Vabbè, qui potevamo andare in soccorso, non ci importa più di tanto però. Qui se ne stanno andando, andiamocene tutti, perché intanto che siamo in tempo. Ecco, poi questa non ci interessa, a dire la verità. No, la battaglia navale tra l'altro non c'entra però con questa guerra. Allora, aspettiamo che arrivi questo.
6 maggio abbiamo detto. No! Ah giusto, abbiamo perso. Accidenti. Questo arriva un po' tardi. Richiamiamo questo allora. E giustamente avendo perso il controllo e la curia abbiamo perso un diplomatico. Vabbè, non è gravissimo. Lo riprenderemo il prima possibile. Ecco, qui abbiamo anche... Allora, perché non tolgo questi che ci rallentano e basta? Lasciamo solo la cavalleria in modo che raggiunga il prima possibile. Ok, abbiamo fatto... I nostri ribelli hanno queste grandi capacità. Mio Dio, che vittoria sanguinosa. Ok, però abbiamo distrutto tutta la flotta pesante, cioè ci siamo distrutti a vicenda, amabilmente e vicendevolmente. Abbiamo perso tutte le navi pesanti, le dovremo ricostruire, niente di grave. Qui arrivano anche rinforzi definitivi. Allora, come va intanto a nord? Cavoli no. Vabbè, ce la facciamo, non c'è da temere. Ah, è già l'8, ok, ce la possiamo fare. Va bene, potremmo fare queste due paci finalmente. Non c'è più niente che ce lo impedisca. Allora, è giunta l'ora della pace. Ah, che bello, ci voleva da un po' sta pace, ci voleva davvero. Ok, non sto dimenticando niente, sarebbe stato... Ah, posso addirittura eliminare sto trattato con la Russia, per fortuna, tra Ungheria e Russia. E prendo 3 province, non mi dispiace. Però naturalmente la prima cosa che faccio è bruciargli questa colonia. Ciao, addio. Questa colonia, bruciala, bravo. Mm. E questa invece me ne impossesso. E prendo questo. No, prendiamo questo, a dire la verità. E lo manderemo al posto suo. Allora, e quindi possiamo far pace, giusto? Va bene, questo causerà altra sovraestensione e a dire la verità molto poco di peggioramento delle relazioni. Va bene, mandiamo l'offerta. Evviva, abbiamo preso l'Ica. Cavoli, ce ne voleva, eh. La integriamo subito e facciamo anche un trattamento molto duro. E giustamente l'Ica la richiamiamo Liburnia. Allora, Liburnia. E Rijeka si chiama fiume in italiano, giustamente. È sempre la storia, eh. Questa provincia non è mai stata facile da conquistare. Ok. Questi... Boh, li mandiamo a Roma. No, non so dove mandare. Arrivano a Roma, ok. Anche questi a Roma. Potremmo anche quasi quasi tentare di far fuori qualcuno. E finalmente abbiamo solidificato i nostri, appunto, l'accesso a queste province e ben presto potremo fare anche un'altra pace. Però qui dobbiamo anche qui integrare e questo ci costerà parecchio. E... Allora, io penso... Allora, voi dovete andare a commerciare a Ragusa e lo stesso valga per voi. Andate pure a commerciare. A Ragusa. E tra l'altro anche qui ce n'è uno, così tornano già 60.
Anche tu vai a commerciare a Ragusa. Sei un po' solo, in effetti, per commerciare. Va bene. Comunque, oppure in Tirolo. E giustamente tutti si stanno... Ok, qui intanto abbiamo vinto la... Ok, qui abbiamo stravinto già, senza dover neanche iniziare la battaglia. La Bretagna ha lasciato la coalizione, Kazan ha accettato la pace. Ecco, pure in Romagna ci sono insurrezioni ribelli patrioti con armate traditrici che innalzano le loro bandiere in ribellione intorno al nostro impero. I ribelli patrioti in Romagna pensano che possono odorare sangue nell'acqua e e, e hanno insomma partecipato ai malcontenti hanno insomma si sono aggiunti agli altri malcontenti in rivolta. Ok, quindi in Romagna abbiamo una super rivolta. La lasciamo qui che così scoppia almeno dopo un po', perché voglio un attimo di pace. Chiedo un attimo di pace, pietà. Allora, qui abbiamo vinto. Questi chi... Ah, ok, andate a... Giustamente come prima cosa. Allora, qui è tornato un nostro diplomatico. Due nostri diplomatici. Ok, abbiamo di nuovo delle navi pesanti. Voi dovete andarmi subito in Islanda o dove è? Quello che è. Dov'è? Quello che è qua. Quando è che arriviamo? Ok, qui abbiamo distrutto l'armata nemica, ma non possiamo trattenerci oltre. Mio Dio. Non so, forse mi trattengo fino a fine mese comunque, perché così si riparano un po', però è già una bella perdita di tempo questo. Eccola! Giustamente, la cavalcata delle Valchirie mi sembra ottima per la guerra. Per segnare la nostra vittoria definitiva. Qui possiamo far pace. Ottimo. Davvero possiamo far pace? Non c'è qualche imbroglio? Ma quante cavoli di province? Allora, questa e questa non ci interessa. Questa dobbiamo bruciare. Questa dobbiamo bruciare. Tutto a posto. Questa non me ne ero neanche accorto. Questa la dobbiamo aggiungere. Ok, non possiamo ancora far pace perché dobbiamo bruciare pure quella, che non me ne ero neanche accorto che esistesse, ma evidentemente l'hanno appena fondata. Abbiamo convertito gli istrioti. Allora, c'è qualcun altro che possiamo convertire? Kharkov. Ribellioni pazzesche, no? Ho già capito cosa ci tocca se... Il Basso Don. Dovremmo accettare... Ecco, Basso Don, dove siete? Tartari, accettiamo le vostre richieste. Perché dobbiamo integrarvi. Cavoli, 80, perdere 80. Però riduciamo. Se riduciamo guadagniamo di 5 dell'altro. E anche un po' di... Vabbè, riduciamo. Abbiamo speso un sacco per guadagnare 5. 67 per... Bah, però almeno avremo anche meno rivolte. Bravi francesi, per fortuna ci siete voi. Non abbiamo più un cardinale, ma è una questione di tempo. E però forse ho fatto male a sprecare tutto il potere che avevo. Non vorrei che adesso la Francia mi fottesse. Per intendersi proprio parlando. Senza trucchi. Allora, vediamo qui. Tu mi servi qua, dai. Aumenta un po' la velocità del nostro esercito. Le sue capacità. La manovra serve forse un po' per aumentare la velocità, poi anche durante le battaglie per poter colpire più reggimenti.
cioè con un solo reggimento poter avere un range più alto, più ampio d'azione. E poi anche per soffrire... Accidenti. Per soffrire meno attrito nelle province straniere. Mm. Qui stanno facendo un'altra delle loro colonie. Scusate, ma ho un po' di tosse. Ecco, ci mancava naturalmente. Oh, bene, finito quel sentimento ribelle. Allora, però qui mi sono stradimenticato. Ok. Ho un colono libero? Ah sì, cavoli. Me ne ero dimenticato. Dobbiamo spedire un colono qua. Speriamo che arrivi in tempo. Dovrebbe arrivare in tempo se non c'è qualche evento troppo positivo che ce lo impedisce. E fra pochissimi giorni potremo concludere anche sta stramaledetta guerra. Davvero, sarebbe meraviglioso. La nostra manodopera è sotto i 24.000 uomini. Ok, ottimo. Abbiamo due diplomatici liberi, come mai? Forse sarebbe meglio mandarne almeno uno in Baviera. E, scusate, proprio oggi è arrivato... Ok. Bruciando di nuovo le colonie. Allora, dovremmo poter far pace, no? Allora, prima di tutto, però, Ceuta e Melilla controlliamo. Noi non le vogliamo prendere noi, ma cedere al nostro vassallo marocchino. E accetterebbero comunque, ok. Ci trasferiscono potere commerciali, i trattati non possiamo farci più niente, credo. No, potremmo magari... No, non possiamo fare nient'altro. Direi. Vediamo se potremmo cancellarne uno o no. Allora, come prima cosa, allora, proprio bruciamo le colonie portoghesi. Bruciamole. Non vi vogliamo più vedere. Portoghesi malefici. Sì. Ok. E poi facciamo questa pace. Questa, beh, anche questa è tutto sommato tollerabile, anche se nella nostra situazione niente tollerabile, anche qui grande sovraestensione, però appunto non sarà così alta perché Tangeri, ah no, Tangeri sì, ce la dobbiamo prendere, ma poi la vendiamo. E questo cos'è? Ecco, dobbiamo anche bruciare questa. E voi tornatevene. Ok, quindi adesso queste 4 ce le prendiamo, queste 2 le diamo, questo non ci interessa, questo nemmeno, non c'è nient'altro. Possiamo fare? Ok, mandiamo la domanda, che bello, finalmente pace. Però perché 8? Vabbè, mandiamo la domanda. E richiamo subito questo della Bavaria perché voglio anche cedere subito prima che succeda qualsiasi altra cosa. Wow. Ok. Avremo una sovraestensione da paura. Ok, voglio vedere se questo magari viene ceduto, anzi di sicuro questo farà subito parte del nostro stato coloniale. Esatto, quindi non dobbiamo neanche integrarlo. Bene. Però non hanno guadagnato la provincia nazionale subito. Quindi ci sarà il rischio di volta, temo. Diplomatico tornato perché ci serve subito per vendere al Marocco. Allora, Tangeri come prima cosa, anche per 0, bene, la comprano. Per 0 va benissimo. Qui hanno avuto successo, non ci interessa. Al massimo faremo pace.
Mi sa che ci toccherà far pace, cioè chiedergli la pace. Forse mi conveniva farlo prima, perché devo aver guadagnato parecchio prestigio, però niente di grave. Ma gli dico di lasciare quella danneggiata. Andate a commerciare. Tu stai commerciando, voi state ancora... Ce la faremo adesso? Questa è la domanda. Ce la faremo ad arrivare a Reykjavik in tempo? O ci converrebbe eliminare questo? Forse ci conviene. Perderemmo 20 anziché 40. E poi dovremmo ancora vendere al Marocco l'ultima provincia, Safi. E... Ok, qui stiamo integrando tutto e diciamo anche di convertire questa, con tutti i rischi che ciò comporta. Moriremo di certo, forse era meglio non farlo. Va bene, comunque possiamo concludere questo episodio. Alla prossima!